Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, vediamo oggi un'altra partita del campionato del mondo. Ancora un altro risultato decisivo, solo 2 patte fino ad oggi, tutti gli altri incontri sono stati decisivi. Abbiamo visto nel 2018 un campionato del mondo con 12 patte, prima avevo visto un campionato del mondo con 10 patte e una vittoria e una sconfitta a testa. Ora vediamo risultati decisivi a raffica. La vittoria è andata a Nepomniachtchi, che si riporta in vantaggio e vince una brillante partita con il bianco. Vediamo come è andata oggi. Allora, in questa partita Nepomniachtchi gioca E4, la più aggressiva, e Ding gioca E6. Allora, E6 è un'apertura giocata per sorprendere, non si gioca ad alto livello, ad altissimo livello. Nell'elite non si gioca E6, di solito le mosse più giocate sono E5 o C5. Sebbene siano giocabili, aperture come la francese o la Caro-Kann sono consigliate non dubbie ma leggermente inferiori rispetto alle siciliane o alla partita di re. Però E6 è un effetto sorpresa, probabilmente non credo che Ding ripeterà la francese nel torneo. Ecco, e dopo D4, D5, ora le mosse più di moda considerate dalla teoria sono E5, la variante di spinta che oggigiorno è molto di moda, è uno dei tentativi migliori, e la variante classica con cavallo C3, ma pensando in una preparazione dell'avversario, Nepo gioca cavallo D2. La variante Tarrasch, che viene considerata innocua, obiettivamente non dà nulla al bianco, però il bianco gioca non tanto per avere un vantaggio di analisi casalinga, ma gioca per appunto impostare una partita, appunto per giocarsela alla scacchiera, una posizione giocabile. Nero gioca C5, che è considerata quella buona, cavallo F3. A questo punto si poteva giocare anche per D5, dopodiché c'è il pedone isolato che è abbastanza solido anche se il nero soffre, e c'è donna per D5 che mantiene, si ritarda un po' di sviluppo ma è staticamente la migliore. Il bianco gioca cavallo F3 e su C per D4, cavallo per D4. Questa è un'altra variante. Ecco qua molti repertori, molti libri consigliano cavallo C6 per il nero, dove la struttura di solito il bianco provoca l'alfiere nero ad andare in D7, poi cattura in C6, poi torna in D3 e c'è questa struttura un po' strana dove il nero ha il centro, ma questa struttura che non è molto flessibile. Se il cavallo andasse in F6 non ha ritirate. Il nero può giocare alfiere D6, cavallo E7, arrocco, provare a spingere in E5. Anche il bianco ha i suoi piani, arrocco, a volte C4, a volte F4. La posizione è molto complessa ed è giocabile per entrambi, ma cavallo C6 più per giocare per vincere. Penso che Ding da nero vuole giocare cavallo F6 per essere solido. Ecco, qua si gioca una struttura con centro aperto e per D cavallo per D, ma è molto squilibrata perché il nero ha una maggioranza di 4 contro 3 nell'ala di re e al centro, il bianco ha una maggioranza a un 3 contro 2 nell'ala di donna, che anche nei finali potrebbe essere interessanti. Ora cavallo 2 F3 è stata giocata, alfiere 7 per arroccarsi il prima possibile, alfiere C4, ecco qua c'erano tante mosse, arrocco. Ding gioca cavallo C6 che sicuramente era preparazione. Il problema di una mossa così è che dopo cavallo per B la posizione è pari, anche se la mettiamo, se la guardiamo con i computer la posizione è pari, ma nel lungo termine è più facile da giocare per il bianco perché il nero inizia a crearsi delle debolezze pedonali. Questi pedoni sono isolati e potrebbero essere un grattacapo. Cioè la posizione è pari, nero controlla caselli, nero potrà giocare C5, mettere alfiere sulla diagonale, avere un buon controllo del centro, ma i pedoni del nero sono deboli. Di fatto il nero perderà la partita perché a qualità già sacrificata si dimenticherà del pedone C che è isolato. Ok, entrambi i giocatori arroccano, il bianco gioca donna E2, un'idea potrebbe essere liberare la colonna D, un'altra idea potrebbe essere preparare una batteria. Il nero mette
l'alfiere sulla diagonale che si aprirà, alfiere di 3, donna C7, donna E4, ottima, cavallo F6, perché si para il matto e si contrattacca la donna, donna H4, ecco qua adesso Ding ha commesso un errore, ha pensato 21 minuti prima di giocare C5, questo è troppo. Tutti dicono che bisogna pensare massimo 10-15 minuti a mossa, magari in una posizione complessa dove c'è da calcolare tanto. Probabilmente Ding avrà pensato a finezza in questa posizione, ma spendere tanto tempo su C5 impedisce di avere abbastanza tempo per arrivare alla 40esima dove c'è l'altro buono di tempo. Penso che alla 40esima diano un incremento, 30 minuti aggiuntivi, ma non sono sicuro. Però sicuramente sì, in un torneo come il campionato del mondo. Siamo alla mossa 15, Ding non può spendere 20 minuti per C5. Cavolo, a questo punto non so cosa avrà pensato, forse aveva paura dopo C5 di mosse come alfiere G5 con idee di giocare alfiere per F6? Probabilmente aveva paura di mosse di questo tipo, di alfiere per F6 e presa, e stava considerando se poteva giocare H6, perché ora, ok, se il bianco dalla coppia degli alfieri il nero sta meglio, bisognava considerare questo sacrificio. Probabilmente Ding voleva essere sicuro di non perdere. Non dovrebbe perdere perché può creare uno spazio al suo re, e non credo che il cavallo tiene H7. Il bianco potrebbe provare a manovrare, ma non credo che arrivi in tempo, anche perché il nero potrebbe restituire parte del suo materiale, potrebbe iniziare a liquidare i pezzi. Il nero qua solo, tra virgolette, 2 pezzi per la torre, ma un'ottima posizione. Poi potrebbe portare, non so, la sua donna in difesa o portare i suoi pezzi in difesa. Non penso che il nero perda qui. Ci sono molti modi di giocare per il nero, anche C4, no? Per far sloggiare questo alfiere. Dopo alfiere F1, non so, si potrebbe giocare alfiere per F3 anche, e poi torre D5, no? Tutti i pezzi accorrono la difesa del re nero, il nero un pezzo in più. Quindi questo sacrificio fa molta paura, perché soprattutto in un campionato del mondo uno magari ha paura di perdere così. Ding ha speso tempo per controllare questo sacrificio non funzionasse, ma purtroppo si è ritorto contro di lui. Alfiere F4, ottimo Nepomniachtchi che si sviluppa, cavallo E5 attivandosi. Ora il pedone in B2 è in presa, ma è avvelenato, perché in caso di donna per B2 si può giocare torre B1 con infilata. Il nero si sviluppa, ora il nero dovrebbe giocare veloce, cosa che non fa purtroppo per lui. Torre E1, ancora la posizione è pari in termini di motore, ma è più facile da giocare per il bianco, ovvero Ding Liren deve giocare molto bene, servono molte energie e molto tempo per giocarla. C'è una posizione difficile, il bianco vuole accumulare pezzi nell'ala di re. G6, mossa per iniziare a restringere l'attacco su H7. Ora alfiere G5 sembra quasi vincente perché si crea pressione sul cavallo. Probabilmente alcune mosse erano più precise, magari alfiere H6 o donna H3 potevano essere più precise, ma umanamente alfiere G5 sembra granché. No, sembra eccellente, anche se non è granché, perché attacca il cavallo, se il cavallo si sposta cade l'alfiere, ma ecco torre di 4 e Ding continua a giocare benissimo, gioca alla perfezione. Peccato che stia consumando tutto il tempo. Ora si contrattacca la donna bianca. Il bianco sposta la donna adesso. Questa mossa probabilmente arriva in ritardo, però ok, è l'unica. Si poteva anche provare a giocare F4, ma F4 non è granché perché probabilmente il problema è che si crea un attacco a G su questa diagonale, si minaccia torre per D3, ma più che altro torre per F4. Questo è il vero problema, se si elimina questo pedone, torre per F4, ops, scacco di scoperta. Quindi F4, che sarebbe la mossa più naturale, non si può giocare. Donna H3, donna C7, ottima difesa. Ora il cavallo in F6 non è più attaccato, si sostiene l'alfiere e il cavallo si potrà muovere, magari in D5, perché ora su alfiere per l'alfiere sarà difeso. B3, cavallo H5, anche il cavallo D5 si poteva giocare, ma cavallo H5 va bene, ottima difesa. F4, F4, Nepo gioca aggressivo, va bene. Alfiere D6, interessante. Si poteva prendere in G5, ma fa paura per mettere al bianco F per G5 con la creazione di buchi sulle case scure intorno al re nero, anche se non dovrebbe esserci nulla. Che alfiere D6, C3, la torre in trappola, ma ecco che Ding gioca il sacrificio di qualità, cavallo per F4. In realtà anche qua
e questi due punti esclamativi me li mette un automatico chess.com. In realtà l'idea punto esclamativo era tutta l'idea precedente, alfiere di 6, perché ovviamente cavallo per F4 è l'unico, ecco, se non si gioca cavallo per F4 si perde perché la torre non ha mobilità. Ok, può andare in D5 la torre, ma è orribile, alfiere 4 e la torre cade quasi comunque, c'è torre D2, ma la posizione è pessima, non so, anche cavallo C4 attaccando la torre, l'alfiere su torre per A2. Si può giocare cavallo per D6, su donna per D6, alfiere per B7, il bianco vince. Su alfiere per E4, cavallo per E4, il bianco vince. Quindi in realtà Ding aveva già previsto tutto, la mossa punto esclamativo di tutta l'idea, alfiere D6 e su C3 cavallo per F4, mossa eccellente ma già prevista. Per cui però sarà stato speso tempo per ricalcolare tutto per far sì che i conti tornino. Alfiere per F4, torre per, alfiere per E5. A questo punto il nero ha un ottimo compenso perché è un pedone per la qualità, ha la coppia degli alfieri e in più questi pedoni bloccano bene la maggioranza del bianco. Il re nero è molto ben difeso, questo alfiere è un ottimo difensore. Ora il bianco gioca torre H4, torre D8, compressione, su torre per H7, torre per D3, la donna è sovraccarica. Notare come l'alfiere del nero difende da tutti gli scacchi. Torre H8 perde la torre, su donna per D3, re per H7. Ora il nero deve avere due pezzi per la torre e partita vinta. Il nero non può prendere in H7, il nero cambia i pezzi per togliere la coppia degli alfieri. Ora sicuramente Ding cambia, con più tempo magari avrebbe giocato una mossa come alfiere C8, alfiere A6 che era anche interessante, però bisognava calcolare se funzionava, perché ci prendono in H7, è molto rischioso cedere il pedone in H7 per mantenere la coppia degli alfieri, quindi la mossa più umana, alfiere per, torre per, a questo punto torre D5, ottima centralizzazione del nero, c'è pressione su questo pedone, su torre H4 si potrà giocare H5, il bianco gioca torre H4, donna D6, anche questa mossa è buona, anche la semplice H5 si poteva giocare. Ora torre per H7 è possibile ma si decentralizza un pochino e c'è un contrattacco sulla prima traversa, ancora non ci sono scacchi, su torre per D1, donna per D1 e ora è il nero ad avere l'attacco contro il re bianco. Qua alfiere per C3 si minaccia matto, ci sono idee di alfiere D4 e matto, non c'è mai torre H8, quindi ottima posizione del nero. Il bianco allora si difende e ora H5 mossa magistrale. Sì, questa partita è stata giocata ad altissimo livello dal nero, un sacrificio eccellente in stile Alfa 0, sacrificio di lungo termine. Nero gioca alfiere F6, torre C4 e ora H4. Ecco qua mossa 32, forse non sa, in queste posizioni non è male diciamo tergiversare un po', aspettare, so, giocare alfiere G5, ripetere un paio di volte, magari avanzare un pedone per bloccare la struttura. Ok, in questo caso ho ripetuto male perché c'era alfiere in presa e magari si può ripetere, si può aspettare con A5 oppure non so, torre D3, attaccare la donna, se la donna torna in E4 tornare indietro. Però ok, non è facile ripetere così, tutte le volte c'è la possibilità di lasciarci un pezzo, no? Quindi è ovvio che a questo livello vogliono giocare bene, non vogliono arrivare alla 40esima e poi pensare, fare scelte pratiche a discapito del gioco. Si poteva giocare anche A5 per fissare o H4, Ding sceglie la concreta H4 che va bene, eccellente. Il problema è che sta consumando tutto il suo tempo sull'orologio ed è in Zynot, poi con i 30 secondi la razionalità si perde e diventiamo tutti umani. Ora G per H4, gioca il bianco perché il suo re viene esposto. A questo punto torre D2 probabilmente non è la migliore, si poteva attaccare il pedone in H2, perché per esempio su H3 ora si poteva dare scacco togliendo l'alfiere dalla presa e poi torre D3. Ora il nero assume l'iniziativa, un attacco molto forte, per esempio su donna per C5, donna G3, c'è la torre in presa, il bianco ha degli scacchi che non servono a nulla, si minaccia la torre, si minaccia donna per H3 poi scoperte. Ovviamente è difficilissimo calcolare tutto questo, calcolare e valutare tutto questo con poco tempo. E penso che Ding abbia scartato alfiere E5 perché ha detto su torre 2 cosa faccio? In realtà su torre 2 c'era alfiere per H2, due punti esclamativi, perché ora se non si prende l'alfiere e si gioca re G2 il re bianco è molto scoperto. Per esempio si potrebbe anche tornare indietro con l'alfiere, ma si potrebbe anche continuare l'attacco se la donna si sposta in alcune case, donna G3 con forte attacco. Anche magari il cambio delle donne non è male, perché poi appunto dopo i pezzi ne rientrano. Qua c'è già
una rete di matto, bam. Il re è tutto scoperto, e su torre per H2 avviene torre di uno scacco, e se il re va in alto torre di 2 e si riprende la torre. Questo probabilmente è sfuggito a Ding, mi immagino, e su donna per d2, donna per d2 qua. E in questo finale è vero che le due torri sono un po' più forti della donna, ma non compensano i pedoni del nero. Il pedone del nero più che altro ha due pedoni passati, anche il nero darà qualche scacco, avanzi i suoi pedoni alla partita in pugno. Quindi questa posizione il nero gioca H4, G per H4 e non gioca alfiere I5, che gli dà un vantaggio a senso unico. Gioca torre di 2, errore, torre E2. A questo punto il nero cosa deve fare? Torre di 5 su torre di 5, mossa 33, la partita è ancora aperta. Il nero non dovrebbe fare altro che giocare 7 mosse, avrà un'altra mezz'ora per pensare. Invece gioca torre di 3 e ora donna per C5. E su donna per C5 è caduto un pedone. Il bianco ha una maggioranza di 3 pedoni contro 1 nell'ala di donna, non ci sono minacce concrete nell'ala di re. Non essendoci minacce concrete il nero perde. Il nero ha provato a dare scacco, ma re G2. Non ci sono altri scacchi. Tutte le case intorno al re bianco sono coperte. La donna non ha entrate nemmeno in F4. L'alfiere non partecipa nell'attacco da F6. Il nero deve mantenere le donne, ma ora il bianco gioca torre F2, la torre attacca e difende tutto. Non c'è nemmeno scacco in E4. La forza delle due torri. Re G7 difendendo l'alfiere. Non so se non c'erano altre mosse, penso. Torre F4. A questo punto il nero può abbandonare. È impresa l'alfiere, c'è dietro F7. Il nero ha giocato donna per C3, poi è abbandonato. Perché ha abbandonato il nero? Perché anche questo finale, dopo torre per F7, che ci sono reti di matto, cioè torre per A7, due pedoni passati, è completamente vinto per il bianco. È una partita molto interessante, dove ne stavamo vedendo delle belle, entrambi i giocatori stavano giocando benissimo, ma dal punto di vista pratico Nepomniachtchi è stato più forte. Ottimo, questi giocatori sembrano dei pugili, no? Che ricevono dei colpi, perdono, poi si rialzano e vincono la partita successiva. Un match emozionante, uno dei più belli, non se ne vedevano così da tanto. Chissà cosa accadrà nei prossimi turni. Siamo curiosi e aspettiamo con ansia la prossima partita.